mia lingua. La 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 lingua corsa per me è il punteggio maggiore della mia identità. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? La lingua corsa l'ho imparata da minore perché si sentiva sempre parlare il corso in casa, per via di mammone, babone, missia e minna. L'ho imparata un affare bilanciato tra due parlati, a tempo unilingue e a tempo usutanaccio. E dopo si può dire che anche se non era mica la mia lingua di comunicazione da minore, era quantunque qualcosa di impresso in me da minore. Quando la dublate a lingua corsa? Dice radio che pugno da dublare a lingua corsa in tutti i momenti del quotidiano, in tutti gli spazi di comunicazione, di sicuro con gli amici, nel quadro di convivialità, in famiglia, ma di noi nel quadro professionale. Posto che sono insegnante e formatore, di sicuro faccio parte di un mio lavoro, vale a dire l'insegnamento della lingua corsa. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Allora, in maniera più intima, di sicuro c'è l'affare di radio di trasmissione tra le generazioni dinanzi, i miei anziani, e le generazioni avvenenti, vale a dire, mi vedo dunque l'idea è potersi di fare in maniera che questa lingua che aveva una certa normalità per i miei anziani, che avvoltesse di noi a questa normalità per i miei vedoli. E penso che questo è un affare importantissimo e penso che tutto ferma a fare. Come dite la bene di lingua corsa? Penso che siamo in un contesto di ufficialità e ripeterà un po' ciò che diceva un filosofo del XVIII secolo, Gian Giacomo Rousseau, che diceva che l'isola di Corsica potrebbe un giorno ad astunare l'Europa. E penso che qui, se noi facciamo di maniera che la lingua corsa si sviluppasse come la si deve sviluppare, che la entrasse in una certa normalità, può darsi che è una maniera di vincere una parte della nostra libertà.